Signori, che dire, che dire? Che dire? È uscito un articolo su tutti i giornali, anche sul New York Ah, Times, sì? Sul New York Times, che oggi avrei addirittura? fatto delle cose particolari. Ah, Mi hanno davvero? chiamato dal Giappone, poi ti dico perché. Dai, veramente? Mi ha chiamato il Dal presidente Giappone? dei cuochi giapponesi, Usoru Kumataka Tukushino Yu. Su lui. Vabbè, ok. Usoro Kamasoro Katukuchino Yu. Yu, Kuchino Yu. È oriundo È catanese lui. forse. Vabbè, allora. Bene, salutiamo chi? La mia camera, ed obbligo. Saluto la camera della Daisy. È la mia. Saluto Cosa? Amica! È così, ragazzi. Che Poi non devo posso fare salutare niente. la camera dell'artrosi È così. cervicale. Ma chi è colui che ci toglie dai malanni? Ma è lui, lo zio Gianni. Gianni, lo zio Gianni. Come lo trovi lo zio Gianni? Bene, bene. Stanotte mi è venuto in sogno e mi ha detto testuali parole. Ma comunque con Matte con chi? Con me? Caffè non ci sta Ma mai. io con te come ci combatto, sì. al contrario Allora, dovrebbe essere. Oggi parliamo, sai di che cosa? Di Della che frittata. cosa? Frittata. Bene. La frittata è un argomento che chi non fa, da omelette, la frittata, pesce d'uovo, Sapessi io come la giro la Esatto. frittata. In Giappone Vabbè. la frittata si chiama tamagoyaki, Tamagoyaki. che è una frittata che viene a rotolo. E ti Sì. dico di più, una signora me l'ha chiesta. Te l'ha chiesta Ha mandato proprio un questa? messaggio che voleva che io facessi la tamagoyaki. Signora, ma E allora, per vabbè. farlo innanzitutto mi sono procurato La padella questa, del che carina. tamagoyaki. E prendiamo questo. Questa palettina Sì, così. questa palettina ci agevolerà a girare. A girare, la d'accordo. frittata, ti farò vedere. Per cui dobbiamo partire con che cosa? Con fare il composto per la frittata. certo. Tamagoyaki. E come si fa? Allora, innanzitutto prendiamo una bolla, la lavorazione è sempre Che quella. cosa si differenzia E con ora ti la faccio nostra vedere. frittata? Dammi 3 Fatte uova. le uova. Una. Grazie. 2. 3. E andiamo a frustare queste uova. Così. Frustiamo bene bene le uova. Nel frattempo la mia partner Mici devo mettere? aggiunge del sale. Certo. Poi Ok. Mici aggiunge mezzo cucchiaino di ginger. questo immagino. Brava, mezzo, Così? non di meno, questo è uno se tu lo vedi. Ecco, questo Così? è mezzo, sì. Perfetto. Poi? Di ginger. Andiamo così. Lo prendiamo. E un cucchiaio di soia. Allora è proprio giapponese. Vai, basta così. Poi Che odore che hanno i giapponesi. siamo? E ci siamo. Questo è il composto che vedi qua, che andremo a mettere nella nostra tamagoyaki. Sì. Non è altro che zucchina, cipolla e peperoni. E peperone. Prima fatti appassire in padella senza olio, senza niente. In ultimo un po' di olio, sale e poi li abbiamo frullati. Ok. E ora ti farò vedere che uso ne Lo metti faremo. là, quindi uova. No, non lo mettiamo qua, questo è finito. Allora, questo però, c'è la particolarità è senz'altro la salsa di soia e il Certo, ginger. è lo zenzero che fa. Possiamo aggiungere anche altre spezie se ci piacciono, un po' di peperoncino, un po' d'aglio, ma io preferisco farla così che, diciamo, partiamo dalla ricetta originale e lo mettiamo E lo qui. mettiamo da parte. Ora che cosa Allora. andiamo a fare? Noi, questa è la padella che serve per fare il tamagoyaki, Sì? perché ti faccio vedere che possibilità ci dà questa padella. Dai. Però d'accordo. nel frattempo andiamo a preparare, a cominciare a preparare il nostro famoso pesce d'uovo. Pesce d'uovo. Te lo come si ricordi fa? il mio pesce d'uovo? Che si ammoglia? sì. Si chiama pesce d'uovo perché diventa un pesce, ma non è un pesce, è un No, pesce d'uovo. è un modo di dire. Capito? No, c'è tutto il pesce, lo metti in acqua cammino. Il pesce? Sì, Veramente? se lo metti in acqua, hanno scappato frittate, non hai idea. Allora, e facciamo, Allora, ti voglio far vedere come ma voglio senti, fare. quindi tu come stai procedendo? Questa è la seconda ricetta, stai andando Sto avanti? andando avanti un attimino sulla Bene, seconda quindi ricetta. per va bene? adesso tamagoyaki l'abbiamo messo da lo parte. posiachi, lo posiachi, un posiachi. poco, va bene? Dopodiché cosa facciamo? Il pesce d'uovo nostro lo facciamo, però io volevo fare una cosa diversa.
un pesce d'uovo alla norma. Alla norma, certo, bello, Te la sì, immagini? bello siculo. Allora, andiamoci a fare il preparato, così saremo avanti per cosa. Dai. Facciamo un riepilogo di questo, dai. Allora, niente, Abbiamo questa è messo una uova, frittata giapponese, abbiamo giusto? messo delle uova, la Delle salsa di soia, Zingaro e un po' di sale. il zenzero e sale, va bene? Sì. Perfetto. Questa è la padella che ci serve, passiamo ora a preparare il Quella. composto per il pesce d'uovo. Prendiamo sempre la bella bowl e cominciamo. 4 uova. 4 uova. Ah, mi dà indicazioni, Dai, scusa. 4 uova, bellissimamente. Mentre lei le uova, 2. io vado un attimo di qua. Che vuoi? Lo sto facendo No, no, vai, bene. vai, vai, Perché sei mi devi sparlare sempre? no, Ogni perché cosa. Sei perfetto. 3. Felicità! E non immagino la felicità. E lo faccio cosetta perché c'è della Sei felicità. spiritoso, sei, vero? Canta pure tu, dai, No, canta non via. la so. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole che muore per te. Dai, dai, dai. E uno dalla scemo. sera che fa la felicità. Insieme. Felicità. A sapete che mi casino che felicità. Non so le parole, non so le parole. Mi ricordo queste Sei tue bravo. performance. È brava, lei è brava. Questa è una mia performance. Mentre lei fa questo, io Allora, che prendo devo fare? Dai, mi hai lasciato qua le uova, poi le che devo uova, mettere? Poi devi mettere pan Ah. grattato. Va bene così? Sì, no, un altro po'. non va bene, deve essere bello Allora, parmigiano. va bene? No, vedi che resiste. Resiste. Non deve resistere. Non deve resistere, ragazzi. Il bianco si deve completamente Bianco si deve incorporare. completamente incorporare. E ora fai tutto tu, io non ti dico niente. No, dai, vediamo dimmi cosa- tu. Adesso mettiamo del sale. Io ti levo Va questo. bene, va benissimo, ci siamo, non resiste, Ti levo guardate. del sale. Eh? Adesso mettiamo Allora, il sale. mettiamo il sale, poi Perfetto, mescoliamo. Poi ti porgo un cucchiaio, faccio io, il tuo assistente. vai, E bravo. metti il pan grattato. Finalmente. Dai, Quanti? vai. Ma tu sai che stai cucinando, mica io. Dov'è Flavio? Va bene così. Me lo chiamate Flavio, per favore? Perfetto, basta. Due. E ora mescola bene. Facciamo incorporare il tutto. Incorpore sanus mentis sanas volemo fare me. Poi Diciamo, è venuta così. parmigiano. Prima deve incorporarsi bene, devi stare attenta che non ci sia murdica che va camminando piede No, piedi, niente capito? murdica, tutto amalgamato Va qua. bene? Poi Cioè, mettiamo una bella dose generosa di parmigiano. finalmente si svela la vera risorsa di questa Vai, trasmissione. vai. Cioè, vi rendete conto, in una precedente puntata io le dicevo non devi sbattere per fare una crema, devi frustare. Però mi fa male il ora che braccio. deve sbattere, ora che deve fare la sbattuta, lei frusta. Ah, ora così devo No, fare? sbatti come se, Così? come se fossero uova. Così. Ah, così. Così viene il capogiro all'uovo. Ma così mi Ecco. fa male il braccio. Vedi che sei incorporata. A questo Poi? punto io direi un altro poco di pan grattato e un altro poco di parmigiano. Così. Ora, siccome abbiamo chiamato questo piatto che lo vogliamo fare alla norma, il basilico è di rito. Il basilico, ragazzi, lo spezziamo con le mani, in Di- maniera che no, così no. il profumo... Brava, però invece io lo faccio a quel modo mio, ti ricordi? Ah, col coltello, Ti vero? ricordi? Spostati. Facciamo così. Facciamo tipo pesto, vedi già il profumo. Vedi che bel profumo? Sì. Allora, vogliamo dire, anche se è una ricetta semplicissima, cosa abbiamo fatto per fare il pesce d'uovo? Uova, pan grattato, parmigiano, sale, basilico. Perfetto. Al momento. Poi, come vedi, abbiamo preparato della salsa di pomodoro, Sì. delle melanzane fritte, Sì. che andremo a, Mettere qua? non dentro, andremo a condire un pesce A d'uovo. condire. Va bene, guarda. Ora che mettiamo questa bella... Di solito molti mettono il prezzemolo, ma devi No. sentire che cos'è una frittata Col basilico. col basilico, è qualcosa di meraviglioso. Ecco qua. Perfetto. Ecco. Continua, deve essere bella, bellissima. Sto andando E bene? ci siamo. Perfetto. Adesso. Dai un'alzata.
Dai, rifallo di nuovo. Lo sai perché si fa questo? Perché? E anche io ti ho fatto fare così. Felicità! È una mezz'orino, pannolino, la Oggi felicità. è così, ragazzi. E non pensi non che so che dire, dire. vanno così nella felicità. È così il balletto più o E meno. non fine, se non fine la felicità. È così, a destra e a Felicità, sinistra. vai. Senti nell'aria c'è già, canta un raggio di sole. Non la canto con te il questa, sole mi che dispiace. c'è. E senti l'amore che dà di felicità. Io penso che ci siamo, vero? Ci siamo? E allora cantando la felicità noi diciamo così: consigli per gli acquisti. Adesso andiamo ai consigli, consigli d'acquisti. Che c'entra? Da questi consigli, È impazzito, ragazzi, è impazzito. Ok, abbiamo preparato tutto, adesso andiamo a comporre le nostre frittatine. Dai, allora, Per ci cui sono. accendiamo, partiamo da questo, con estrema calma, olio di semi, gracias. Ah, di semi, questo allora, tieni, No. scusa. Hai detto di semi? Sì. Ora le faremo una alla volta, non le faremo tutte e Sì. due insieme. Allora, prima c'era il coso, il tamagotchi, come si chiama? Sì, Tamagotchi, un giochino. Tamagoyaki. Tamagotchi. Questa. Mi dai il mestolino piccolo? Certo, a te. E guarda che facciamo. Facciamo così. Ma quanto è carina questa padellina? Quanto? Quanto è bellina? È vero o E no? voilà. Ora facciamo questo Quadrata, lavoro così. qui. Facciamo un lavorino. Ora Ma questa è facciamo- giapponese? Yes. Questa padella? Sì, sì, sì. Ma la usano solo per fare le frittate questa? No, no, fanno pure il castrato, agnello arrosto. Ma veramente, come lo mettono là? Esatto. Guarda che facciamo ora invece. Scusa, ma doveva essere quadrata, Guarda. no? Ah, non la fai quadrata. No, guarda che faccio. E allora c'è bisogno, scusa. Guarda, Stai facendo un involtino primavera? guarda. Mi dai la frittata, me l'hai lavato l'uovo. Che smetto un po' levalo. Dammi. No, il besto lo dobbiamo levare. Mi dai un poco di quelle verdure che abbiamo precedentemente precedenziato? Ragazzi, qui c'è la tecnica. Mi serve un... No, quello mi serve, perché me lo vuoi, togli? allora? Togli questo. Questo Un cucchiaio me lo dai? mi sta facendo confondere, io me ne sto andando oggi, mi chiami poi quando c'è l'assaggio. Tieni. Ah no, non ti chiamerei, ma né ora e non mai. Tieni. E andiamo a mettere un poco di questo composto di verdure, che se vuoi lo puoi assaggiare. Questo? Ah, scusa, mi ero distratta. Buono. Quindi quello tipo ripieno praticamente questo? Ricreiamo E questa lo giri. situazione, sì. Pazzesco, multi strati. Esatto, diventa un rotolone di frittatone. Aspettiamo che si cuoce, dobbiamo fare cuocere quella parte che abbiamo fatto, qui ci facciamo un buco e lui ci entra dentro. E la signora ti ha scritto che voleva fatto Sì, il avevo tamagotchi. fatto il Tamagoyaki. Signora, ma dove l'è lei questa ricetta? Ma perché? Tamagoyaki, vuol dire magari la signora... Perché la signora secondo me Allora, io l'ho voluta fare così, ma qui ci possiamo mettere mozzarella, la signora secondo me prosciutto. pensava che tu non la sapessi fare. Esatto, può darsi. Qui Ci dicevo, voleva mettere in difficoltà, ti signora, mi dicevo, dispiace. ci possiamo mettere, Altissimi livelli qua. ti dicevo, ci possiamo mettere Cosa? prosciutto, mortadella, mozzarella, quello che Quello vogliamo. che vogliamo. Capito? Mettiamo quello che vogliamo e possiamo stratificare per quanto vogliamo. Quanto vogliamo? Si potrebbe diventare anche, sai, un carino antipasto questo, sai? Quindi viene tipo un Perché lo rollè lasci poi. raffreddare e poi lo tagli a fette, per esempio. Capito? Mettiamo un altro poco di queste verdure. Senti, ci italianizziamo un poco. Che che devi dici? fare? Che ci vuoi Ci mettere? Un po' di italianizziamo? basilico? No, un po' di parmigiano. E mettici, dai. Mettiamo un cucchiaino di parmigiano. Mettilo tu, mettilo tu. Aspetta. Certo, non è giapponese, eh? Non è giapponese, ma mi piace che signora che l'ho visto giapponese, noi lo Signora, italianizziamo un poco. Qui non in si mezzo. offenda, eh? Qui in mezzo. Perfetto.
Ok. Perfetto, Spettacolo! ci siamo quasi Ci siamo quasi, sembra quasi un involtino primavera di frittata. di frittata. Un altro strato? No, basta, questo qui è a chiudere. Basta. Mi serve un po' di liquido perché quello sia abbastanza cotto e mi prendo questo liquido per la chiusura. Ok, E abbiamo fatto il tamagoyaki. Aspetta. ti occorre un piatto per caso? Eh sì, ora sì. Questo lo infilziamo così, facciamo così e voilà. E abbiamo fatto. E così è pronto. Ma tu la sapevi questa? Come? Il tamagoyaki? Perché ce l'ho? Sì? Certo. Non ci ha insegnato niente di nuovo, signora. No, che c'è da signora? Non La voleva sapevamo insegnare. Voleva farlo, voleva fatto. Totino Ah, lo fa. No, non è che voleva insegnare, non siamo cattivi, dai. Bella, oh. Scriveteci, se volete vedere altre ricette preparate da noi, scriveteci. Mi prendi un piatto? Che piatto vuoi? Quello a gondola. No, questo è giapponese. No. Ci sta questo giapponese. Mettilo qua, così. Quindi ricette giapponesi, americane, svedesi. E ora ci apprestiamo a fare la bella frittatina o pesce d'uovo. Pisci d'uovo. Mettiamo la padella qui, facciamo andare avanti, così. Noi siamo italiani e ci capovolliamo l'olio di semi stavolta. Ci mettiamo l'olio di semi? Sì, scusa, l'olio d'oliva. D'oliva. Se io ti dico di oliva, perché mi dai quello di semi? No, tu mi hai detto No, di... io ti ho detto, guarda, c'è la No, tu mi hai registrazione. detto di semi. C'è la registrazione, No. io ho detto d'oliva. No, Allora, c'è la registrazione che parla, non puoi. vabbè. Allora, E ora procediamo con il pesce d'uovo. Andiamo così poi ci prepariamo pure il condimento sovrastante, capito? sì, E ci siamo quasi, guarda, l'olio deve un poco, Mi dai una marisa? eccola qua. Qui mettiamo qua. Che frittate, che frittate. A voglia, a voglia. Quindi bella questa cosa, mi raccomando, scriveteci nei commenti dove scrivono su Sicilia Play, giusto? Su Sicilia Play, sì, Che sì. cosa volete preparato? Se voi ce lo dite noi lo facciamo. Tanto noi siamo preparati, sappiamo fare tutto. Noi. No, giusto. Scusa, Giusto. c'è preparazione qua. Hai visto? Si sta preparando. Allora, Non lo so perché, sai, l'altra volta ho visto una cosa su TikTok. È una bellissima cosa, era veramente sensazionale. cos'era? Una ragazza che cantava felicità, ha capito casino, ragazzina che felicità. Ricordo. Sei spiritoso, eh? Bello. Allora, adesso come la giri? Dai. Diamo il primo giro Ah, la così. fai così. È un pesce d'uovo così si fa. La forma è quella. Capito? La forma è quella. Spingiamo indietro e portiamo avanti. E portiamo la conza avanti. E giriamo. Spingiamo indietro e portiamo la conza avanti. E giriamo. Spingiamo indietro, questo glielo mettiamo E giriamo avanti. E portiamo la conza Portiamo avanti. avanti. La conza. La conza, La conza che sarebbe? il condimento. Brava. Abbiamo fatto la stessa forma praticamente. Più o meno sì, perciò i una versione giapponesi giapponese e una possiamo dire versione che siciliana. sì, solo che noi ci abbiamo messo un bello caci, belle cose. Ma che è la loro stessa no. cosa, dai. Vuoi dire, La dai. salsa di soia, signora. Vabbè, Perché la salsa sai perché si chiama così? perché? Di proprietà, soia. No, toia. Della signora? Soia, sì. E guarda, già ci siamo. Per sentire che non è ancora cruda dentro, tieni, Lo pigia. assaggiamo? No, pigia. No, con quello, quando senti questa consistenza, già ci siamo quasi. Poi guardi i bordi, così. No. Sì,
facciamo dare un po' di colore di là, la rigiriamo di qua, mi dai un'altra marisa. La rigiro così. Mi tieni il manico della Così? scopa, sì. E voilà. E allora facciamo finire di cucinare. È perfetta. Ok, guarda. Eccola qua. Nella stessa padella, guarda che ti ci faccio, me lo dai un mestolo? Me lo dai un mestolo? Vuoi questo? Sì, va anche bene, va anche bene. Mi prendo della salsa, così. Me la scaldo e vado ad aggiungere un po' di queste belle melanzane. Così. Guarda. Ecco. E abbiamo fatto La norma. o pesce d'uovo alla norma. Te la immaginavi? E dove lo metti? Di sopra adesso? Così, così. E la ricotta salata ci vuole. Certo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. È speciale. Quindi due versioni della stessa cosa più o meno. Sì, giusto? due ingredienti totalmente diversi comunque. Una proprio diciamo internazionale. È un pesce d'uovo rivisto. E qui ci mettiamo la La ricotta salata. e vai alla via così. E voilà. Ora Bellissimo. sistemiamo e E assaggiamo. assaggiamo. E abbiamo fatto i nostri due piatti, sì. uno orientale e uno sicilianissimo, E uno pesce d'uovo, siciliano. e in più l'abbiamo fatto pure con la norma. Bello, diciamo siculo, Che versione dici? sicula. Allora ti dico gli ingredienti di questo. va Dai. bene? Allora, l'abbiamo fatto perché una signora me l'ha richiesto da casa. È una ricetta che ho imparato a Tokyo in un mio viaggio 3 anni fa. Puoi ripetere? Ora Desiree l'assaggerà. Esatto. Allora, invece poi parliamo del pesce d'uovo. Sì, dai. No, pesce d'uovo. Bello, Anzi, io parlo in palermitano. italiano e tu in dialetto. Dai. Nel pesce d'uovo, nonché la frittata, No pesce d'uovo affettata. abbiamo messo il parmigiano, Cimiso, abbiamo messo parmigiano, il pan pan grattato, grattato, le uova, il uova, basilico, basilico. e poi abbiamo concluso con un bel condimento della E norma. poi ci mise un bello condimento alla norma. Beh, perfetto così. E a questo punto, ciao! No, dobbiamo assaggiare, no? Come la signora lo vuole sapere come è venuto. Va bene, cominciamo da qui. Scusami. Cominciamo con questi sapori orientaleggianti. Guarda, taglia, facciamo Faccio vedere. vedere, Sì, faccio sì, vedere. sì. Mamma mia, guarda che guarda. c'è qua. L'hai visto? Sembra un rollè, Registro, lo guarda. prendi, registro, lo prendi. Vai. Oh, ma è buono. Orientale, senti Orientale, questi sapori così che si buonissimo. Sai che ha accolgono. fatto bene la signora? Va bene. Brava signora. Ha fatto scoprire una ricetta nuova. Vabbè, basta, dai, ogni volta No, perché la soia, a me piace la soia. ho mandato un'email alla direzione e non mi hanno risposto. Te l'ho detto. Io volevo dire voglio assaggiare, mi hanno detto dipende da una persona. Ma perché tu insisti? Ma chi è che non vuole che assaggio? No! Andiamo avanti. Assaggiamo questa bella norma, questa bella... Come si chiama la signora del Tamagotchi? non lo so, tamagoyaci. Ora assaggiamo questa bella pesce d'uovo alla norma. Ci metterei anche un pezzetto. Bellissimo, guarda la ragazzi, compattezza, bellissimo, la compattezza. Guarda. Guarda che ci metto. la morbidità. Guarda che ti ci metto, guarda. Guarda, qua che c'è la ricotta salata. Guarda. Che mi dici? Un viaggio Sta nelle cadendo, frittate. sta cadendo un barattolo, guarda. Che c'è? Dov'è? Ma non è vero, hai assaggiato? No, Hai assaggiato, e voglio la registrazione, No. ragazzi. no. Voglio vedere se ha assaggiato. Buono, molto buono. Arrivederci, dammi la mano a sorridere. E come vi saluto con felicità.
Un saluto da me, un saluto da anche Desire. Felicità. Desire. Tamagoyaki. 4 uova, un cucchiaio di salsa di soia, sale quanto basta, mezzo cucchiaino di zenzero, carota, sedano e cipolla. Pisci d'ovu alla norma. 4 uova, un cucchiaio di pangrattato, un cucchiaio di parmigiano, salsa di pomodoro, melanzane fritte e ricotta salata, basilico, sale e pepe quanto basta,